Paolo Ferrara, segretario provinciale del PDR. Il PDR ha deciso di appoggiare Silvio Alessi. Ecco, siamo a pochi giorni dal momento clou, dal momento finale in cui la città si esprimerà. Possiamo fare una sintesi di questa campagna elettorale e il vostro punto di vista? Noi siamo soddisfatti per come si sta conducendo questa campagna elettorale, perché l'abbiamo condotto all'insegna della coerenza, all'insegna di un programma particolarmente condiviso e omogeneo tra le parti in causa. E quindi siamo convinti che poi alla fine la città premierà una composizione seppur articolata ma omogenea, ma al contempo anche un candidato sindaco che è una persona per bene, una persona corretta, che non ha scheletro negli armadi, ma che ha anche dimostrato nella sua professione, quella soprattutto imprenditoriale, di essere un uomo vincente e capace anche di esportare le bellezze agrigentine e enogastronomiche anche nel mondo. Quindi Silvio Alessi da questo punto di vista è stato testato e siamo convinti che abbiamo offerto alla città un profilo di un uomo e di un politico e di un imprenditore particolarmente competente. Le emergenze sono tante, ad Agrigento si guarda anche come modello di sviluppo a Porto Empedocle, una città che negli anni è andata sicuramente avanti come sviluppo, come punto di riferimento. Beh, questo lo dovremmo chiedere soprattutto attualmente agli empedoclini. Questo andare avanti effettivamente non lo stiamo intravedendo. Vero è che abbiamo annesso grande fiducia a un programma, perché no, condiviso, ma che oggi da questo punto di vista è particolarmente lacunoso. Se si sono persi posti occupazionali, mi riferisco all'Italcementi, il rigassificatore che da me è notoria la mia posizione osteggiata, ma che doveva sembrare la panacea di tutti i mali a Porto Empedocle, che non è partito e che anzi ha le attenzioni da tempo della DDA. È un modello di sviluppo secondo me non asportabile anche dal punto di vista tecnico, perché basta andare al sito del Ministero delle Finanze, dove ci sono tutti i bilanci degli enti comunali d'Italia, e andremo a rapportare Porto Empedocle con gli altri paesi con quasi pari numero di abitanti. Vediamo che dal 2006, momento dell'insediamento della Giunta Firetto, l'indebitamento è stabile per poi progressivamente aumentare nel 2007 ed raggiungere punti importanti come il 54%. Ma se andiamo a vedere anche una voce particolarmente tecnica, che è quella dell'equilibrio di parte, andremo a vedere che, per chi non lo dovesse non essere particolarmente avvezzo agli indici di bilancio, che in buona sostanza la capacità di un ente, di un comune nella fattispecie, di saper come dire, spendere le risorse che introita, beh, lì siamo 862esimi su 1054 comuni, quindi parecchio indietro.